l'esperienza del presidio è stata importantissima perché ha messo a confronto tante persone diverse, con idee diverse, con provenienze diverse, che per la stessa causa hanno deciso di lasciare da parte il proprio ego e cercare di unirsi, di unire le forze, di unire le anime, di unire i corpi. È stato bellissimo stare insieme, creare tante cose. Abbiamo portato arte, musica, è arrivata tanta cosa. Sono delle cose meravigliose, importantissimo. Gli ulivi che abbiamo piantato, non solo ulivi. E ogni ulivo sradicato è come una pugnalata al cuore, ma questi ulivi oggi sono in giro in Sardegna e rappresentano anche loro un momento di lotta fortissimo, perché grazie a loro siamo riusciti a fermare le luci, perché c'è il discorso che essendo una pianta protetta avevano bisogno di procedure diverse, quindi abbiamo avuto questa pensata che è nata in comune ed è stata bellissima, perché dove non arrivano le persone hanno fatto gli alberi che ci stanno tagliando dovunque, per fare colate di cemento, per fare la Smart City. Questa truffa che non ci rappresenta e non ci porterà a niente. Solo noi possiamo arrivare a vivere come vogliamo.